Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. E adesso parliamo invece del carcere di Catanzaro, che è stato attrezzato con una struttura sanitaria molto importante che sarà un punto di riferimento in tutto il Mezzogiorno. Pensate, una simile c'è soltanto all'interno di un penitenziario in Sardegna, nel centro-sud e isole. È una ex incompiuta che trova finalmente uno sbocco importante, una concretizzazione. Vediamo. Un'incompiuta che diventa realtà, migliorando la qualità della vita all'interno del carcere Ugo Caidi di Catanzaro. È stato inaugurato oggi il servizio multiprofessionale integrato di assistenza intensiva, istituito presso la Casa Circondariale. Il centro, attivo dal 15 settembre, è destinato all'assistenza sanitaria specialistica delle persone detenute provenienti sia dagli istituti penitenziari della Calabria che da altre regioni. Una struttura d'eccellenza che si annovera tra tante altre che vi sono sul territorio nazionale. Per la Calabria è sicuramente una risorsa, perché si tratta di una articolazione delle locali assistenze sanitarie e sono delle articolazioni che si snodano in centri ambulatoriali, almeno 15, assistenze psichiatriche, assistenze per le disabilità anche motorie, e la considerazione che faccio: lo Stato ha speso moltissimi soldi, noi abbiamo il dovere di rendere operativa questa struttura in collaborazione con le autorità sanitarie. Il capo del DAP ha poi risposto ai rilievi delle organizzazioni sindacali che ipotizzano maggiori carichi di lavoro per gli agenti dopo l'apertura del centro. È evidente che a livello locale questa sicurezza e questo ordine dovrà essere garantito dal nostro personale. A livello complessivo, generale, vi saranno delle economie, perché noi siamo sollevati dall'onere di traduzioni che sono onerose, siamo sollevati dall'onere dei piantonamenti e proprio di questo parlavamo con il provveditore, affinché in progressione, man mano che questa articolazione sarà attivata, noi dovremo fare le doverose compensazioni per dare un riconoscimento a quanti in questa struttura, in questo istituto che io conosco molto bene, valorosamente operano. Il centro prevede 11 posti letto per riabilitazione, un servizio avanzato di fisiochinesiterapia, 15 ambulatori specialistici e 6 posti di degenza. Il direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro Perri ha assicurato che entro la fine dell'anno saranno attivati anche 8 posti di degenza per i servizi tutela intramuraria della salute mentale e una sezione di 15 posti di degenza ai fini dell'accertamento delle infermità psichiche. A breve, ritengo entro 2 o 3 mesi, noi riusciremo ad aprire anche la sezione di psichiatria e l'osservazione breve intensiva psichiatrica per i malati, diciamo, mentali o presunti tali, che devono essere osservati per evitare simulazioni o altro.